Più valore al lavoro domestico, la famiglia al centro delle politiche per occupazione e denatalità, tutela della vita e del matrimonio. Sono alcuni dei punti del manifesto per le elezioni europee diffuso dal Forum delle associazioni familiari. Ultime ore di campagna elettorale, Lavagna torna al voto dopo 3 anni, 5 i candidati sindaco, gli appelli al voto di Di Martino, Mangiante, Corsi, Stefani e Giorgi. La Chiesa non deve essere un modellino perfetto, ma è chiamata allo slancio evangelico. L'appello di Papa Francesco alle Caritas: le persone vengono prima dei programmi. Oltre 710 alunni dell'Istituto Comprensivo Chiavari 2 all'edizione 2019 di Corri nel Verde. Le discipline sportive protagoniste allo stadio chiavarese con la partecipazione di 30 società del Tigullio. Ritorna l'appuntamento con la mobilità sostenibile in piazza Matteotti, va in scena infatti la seconda edizione di Chiavari Cammina, Pedala, Gioca, diverse le associazioni coinvolte. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Siamo a poche ore dal voto per le elezioni europee. In Italia si vota domenica dalle 7 alle 23. Le procedure di voto in alcuni Paesi membri dell'Unione sono già in corso, ma lo spoglio inizierà domenica sera in tutto il continente. In questa campagna elettorale il Forum delle associazioni familiari a livello europeo ha proposto un manifesto articolato in 10 punti e proposto a tutti i candidati. Sintetizziamo in questo servizio i punti irrinunciabili per i rappresentanti delle famiglie. Vediamo. Un impegno a riconoscere il valore del volontariato e del lavoro domestico svolto da padri e madri di famiglia. È quanto ha chiesto il Forum delle associazioni familiari a livello europeo ai candidati alle ormai imminenti elezioni di domenica. Un manifesto articolato in 10 punti che diversi candidati hanno sottoscritto, con il quale si chiede un impegno preciso a contrastare innanzitutto la denatalità, con iniziative volte a incrementare la consapevolezza del problema e ad applicare il cosiddetto family mainstreaming, valutando cioè l'impatto sulle famiglie per ogni politica settoriale. Il manifesto propone inoltre un impegno a sostenere le politiche pubbliche che riconoscano la dignità della famiglia ed il suo ruolo economico fondamentale per il bene comune, riconoscendo il compito dell'associazionismo familiare nella definizione e nello sviluppo dei programmi europei. Ma non si può pensare di contrastare la denatalità senza lavoro e senza un adeguato equilibrio fra professione e lavoro domestico. Il manifesto proposto dal Forum ai candidati, pertanto, chiede un impegno a favorire le iniziative che intendano il lavoro come espressione del talento personale e non solo come tassello di una macchina economica e finanziaria, garantendo un impiego dignitoso per ogni famiglia, valorizzando il lavoro casalingo come contributo al bene sociale e partendo proprio dalla famiglia per definire le condizioni lavorative. Il manifesto inoltre sottolinea la complementarietà fra uomo e donna, impegna i candidati a rifiutare ogni tentativo di cancellare le differenze sessuali attraverso politiche pubbliche e a rispettare l'istituto del matrimonio e a promuovere iniziative per sostenere le famiglie nelle difficoltà coniugali. C'è inoltre un preciso impegno al rispetto della dignità della vita, alla cura dei bambini e delle madri, nonché delle famiglie affidatarie o adottive. Infine una sottolineatura circa l'aspetto educativo. Il manifesto impegna a promuovere il diritto dei genitori ad educare i figli secondo le proprie tradizioni culturali, morali e religiose, tese a favorire il bene e la dignità di ciascun figlio. E domenica si vota anche per le amministrative, seggi aperti dalle 7 alle 23, sono 19 le amministrazioni comunali del Tigullio che sono chiamate al voto e questa sera concludiamo la nostra rassegna, il nostro percorso di conoscenza dei candidati a sindaco nella prossima tornata elettorale e concludiamo con il Comune di Lavagna che torna al voto dopo 3 anni di commissariamento. 5 i candidati a sindaco: Di Martino, Mangiante, Corsi, Stefani e Giorgi. Vediamo la scheda.
Il candidato numero 1 a Lavagna è Daniele Di Martino, nato a Chiavari il 1 febbraio del 70, è architetto insegnante, sposato, ha 3 figli ai quali si dedica nel poco tempo libero a disposizione. È alla prima esperienza politica, nel 2011 si è avvicinato al Movimento 5 Stelle con il quale si candida alle elezioni di quest'anno. Sì, io vorrei cercare di essere un po' l'antibiotico che sconfigge il virus che ha colpito l'amministrazione di Lavagna. Questo è un po' l'intento principale e per questo motivo, come dicevo prima, è importante che noi ci proponiamo in discontinuità con il passato e con una forza nuova che vuole portare, con le idee chiare, una prospettiva positiva per il futuro di Lavagna. E noi lo facciamo con una squadra che è stata costruita per competenze su tanti campi e che ha alle spalle comunque uno staff che deriva dall'appartenenza comunque a un partito politico, che ci dà un supporto su tutti i temi che riguardano l'amministrazione. Di questo noi ci facciamo forti perché possiamo veramente portare idee efficaci per il futuro della città. Il candidato numero 2 è Gianalberto Mangiante. Nato a Lavagna il 1 aprile del 1961, è sposato e ha 3 figli. Laureato in economia e commercialista e revisore legale. Dal 2013 al 2016 è stato presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Chiavari. Dal 2017 è membro del Consiglio dell'Ordine di Genova. Negli ultimi anni ha avuto vari incarichi. È stato amministratore unico di Marina Chiavari, di ATP e presidente del Consiglio di amministrazione di Rivieracqua. È stato consigliere incaricato a Lavagna alle finanze con delega d'ATP fra il 1999 e il 2004. Si candida appoggiato dalla lista Gianalberto Mangiante per Lavagna. C'è una dichiarazione di dissesto, c'è quindi un intervento da rifare su tutti quelli che sono i servizi pubblici essenziali da parte del Comune, c'è una necessità di efficientamento di tutti quei programmi, di quegli impegni di spesa che il Comune in questi anni ha mal gestito, che ancora oggi non sono in equilibrio, che quindi prevedono ancora debiti fuori bilancio di particolare rilevanza. Tutto questo ha una ricaduta assolutamente tecnica sulla gestione. Ricordo che un comune che è stato dichiarato dissestato lo può essere nuovamente, quindi l'attenzione deve essere massima. La squadra che è stata costruita ha tutte le competenze e le capacità per poter gestire questa situazione. Il programma che è stato presentato è un programma serio, compatibile ed immediatamente eseguibile nell'ambito di quelle che sono le situazioni e le possibilità esistenti. Candidato numero 3 è Laura Corsi, nata a Genova il 9 gennaio 1953, è laureata in medicina e chirurgia, è direttrice della struttura dipartimentale per le malattie metaboliche e diabetologia dell'ASL 4, è sposata, ha 2 figli e 5 nipoti, è appassionata di arte, cultura, sport e bridge, è alla prima esperienza politica, si candida con la lista 100% Lavagna, Laura Corsi sindaco. È un momento decisivo, non possiamo permetterci di commettere errori che abbiamo già pagato tanto, forse troppo. Lavagna deve chiudere con il suo passato, un passato terribile che continuiamo a leggere sui giornali. Non possiamo dimenticare assolutamente la vergogna dello scioglimento per mafia e la sconfitta del dissesto finanziario. E dobbiamo anche temere chi si ripresenta con nuove ricette, ma che è stato artefice di questo passato. Non possiamo affidare il nostro futuro, il futuro dei nostri figli, a chi ha determinato questo disastro. Il movimento 100% Lavagna è una risposta forte e sicura per tutto questo. Ed è una lista civica che non ha nessun legame con persone, con passato, che hanno un passato politico nella città, assolutamente nessuno, ma è un movimento che con onestà, con coraggio e con determinazione porterà fuori dal disastro la città. Il candidato numero 4 è Guido Stefani. Nato a Lavagna il 29 ottobre del 1953, è laureato in ingegneria civile e idraulica ed è stato ingegnere in aziende siderurgiche, oggi in pensione. Vedovo, ha un figlio. In passato è stato consigliere di quartiere tra le fila della Democrazia Cristiana. In seguito ha avuto una breve esperienza nel PD. Da indipendente è stato assessore all'ambiente dal 2009 al 2014 nella giunta Vaccarezza. Nel tempo libero si dedica al volontariato, si candida con la lista Officina Lavagnese.
Ma io dico votateci per i valori che esprimiamo, che sono quelli della democrazia, della legalità, della trasparenza e della solidarietà. Votateci perché vogliamo dare speranza ad una città che ha tanto sofferto, che deve ricostruire il senso della propria comunità. Votateci perché noi riteniamo che i cittadini siano il bene più prezioso che ha la città votateci perché vogliamo far parte, il metodo con cui vogliamo lavorare è quello della partecipazione attraverso i tavoli di lavoro permanenti. Votateci perché abbiamo una visione comprensoriale, vogliamo realizzare una costruzione di Lavagna, una nuova costruzione di Lavagna insieme ai comuni del territorio. E direi ancora, votateci perché abbiamo la possibilità di dare tutto il nostro impegno e tutto il nostro tempo per la città. Candidato numero 5 è Andrea Giorgi, nato a Recco il 24 settembre 1964, è geometra, è sposato, ha 3 figli, nel tempo libero si dedica alla famiglia, ha avuto una breve esperienza politica come consigliere d'opposizione dal 2014 al 2016. Quest'anno si candida appoggiato dalla lista Andrea Giorgi Sindaco, Angaval, Lavagna che cambia. Votateci perché vogliamo migliorare la qualità della vita dei cittadini, votateci perché sono 3 anni che stiamo già lavorando, votateci perché siamo l'unica vera lista civica della situazione, da troppi anni le liste dei partiti vengono travestite da liste civiche, anche in questa occasione la Lega appoggia un candidato, Forza Italia ne appoggia un'altra, il PD ne appoggia un altro, i 5 Stelle sono un movimento nazionale. Angaval non ha rapporti con i partiti, solo gente di Lavagna che ama Lavagna e guardate il nostro programma di mandato, è scritto in carta a uso bollo, è un contratto che noi faremo con voi e lo rispetteremo. Grazie. Le persone vengono prima dei programmi, così Papa Francesco nella messa celebrata in Basilica Vaticana in apertura della 21esima Assemblea Generale di Caritas Internationalis. Secondo il Pontefice la Chiesa fa discernimento davanti alle realtà delle persone, non davanti al computer e con lo sguardo umile di chi sa cercare negli altri la presenza di Dio. Sentiamo il servizio. La Chiesa non deve essere un modellino perfetto che si compiace di se stessa, ma è chiamata allo slancio evangelico, non a compromessi aziendali. Così Papa Francesco nell'omelia della messa celebrata nella Basilica Vaticana in occasione dell'apertura della 21esima Assemblea Generale della Caritas Internationalis. Il Pontefice ha rimarcato la necessità di evitare il gattopardismo, cioè fingere di cambiare qualcosa senza cambiare nulla. Guardando i primi cristiani, Francesco ha disegnato la Chiesa in cammino che poggia su 3 elementi essenziali: l'umiltà dell'ascolto, il carisma dell'insieme, il coraggio della rinuncia. Una Chiesa dove non ci sia la tentazione dell'efficientismo. Come Chiesa non siamo chiamati a compromessi aziendali, ma slanci evangelici. La rinuncia di sé passa per l'interesse nei confronti degli altri. Si diventa umili, ha continuato il Papa, seguendo la via dell'ascolto che trattiene dal volersi affermare, dal ricercare consensi con ogni mezzo. È la vita delle persone ad orientare quella della Chiesa, perché negli ultimi c'è il riflesso di Dio, ha detto Francesco. La Chiesa fa discernimento così, non davanti al computer, ma davanti alla realtà delle persone. Persone prima dei programmi, con lo sguardo umile di chi sa cercare negli altri la presenza di Dio, che non abita nella grandezza di quello che facciamo, ma nella piccolezza dei poveri che incontriamo. Francesco infine ha indicato in quel rimanere nell'amore di Gesù la strada per offrirsi completamente, per essere Chiesa libera e liberante, uscire dunque dalla pretesa di controllare e gestire e fidarci l'uno dell'altro. Da qui l'invito finale. Chiediamo la grazia di accogliere la via indicata della parola di Dio: umiltà, comunione, rinuncia. E Papa Francesco ha incontrato questa mattina in aula Paolo VI 5.000 studenti di Lazio e Abruzzo insieme a molti campioni e allenatori di calcio riuniti nell'evento Il calcio che amiamo. Il pallone, ha detto il Papa, deve essere un mezzo per condividere amicizie e mettersi alla prova in quello che è, ma è un'opinione personale, il gioco più bello del mondo. Il calcio è un gioco di squadra che va vissuto come un mezzo per invitare le persone reali a condividere l'amicizia, a ritrovarsi in uno spazio, a
guardarsi in faccia, a sfidarsi per mettere alla prova le proprie abilità, ha commentato Francesco. Così può davvero far bene anche alla testa e al cuore in una società che esaspera la centralità del proprio io quasi come un principio assoluto. Giocare rende felici perché si può esprimere la propria libertà, si gareggia in modo divertente, si ricorre un sogno senza però diventare per forza campioni. Infine Francesco si è rivolto ai grandi campioni del calcio a cui si ispirano questi giovani atleti. Non dimenticate da dove siete partiti, ha detto loro il Papa, quel campo di periferia, quell'oratorio, quella piccola società. Vi auguro di sentire sempre la gratitudine per la vostra storia fatta di sacrifici, di vittorie e di sconfitte. La cronaca adesso andiamo a leggere sul sito di ANSA Liguria. A Genova i carabinieri della Compagnia Centro hanno arrestato 2 persone con l'accusa di rapina e tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i 2 arrestati sarebbero gli autori dell'accoltellamento di un straniero di 22 anni nel cuore della Movida genovese lo scorso 17 novembre. Oltre ai 2 finiti in manette, i militari hanno denunciato 2 ragazze e un giovane per concorso in rapina aggravata perché erano insieme ai 2 aggressori. Nuovo e ampliato orario di apertura per la biglietteria ATP di Santa Margherita Ligure. Per tutta l'estate lo sportello sarà aperto 7 giorni su 7, domeniche e festivi compresi, dalle 9 alle 19. Il servizio da metà giugno sarà gestito da personale IAT, preparato a rispondere alle richieste di un pubblico composto anche da molti stranieri. I passeggeri inoltre avranno a disposizione maggiori spazi e un servizio adeguato. E invece si svolgerà settimana prossima, da lunedì 26 a venerdì 31 maggio, la seconda prova di selezione del personale per la figura di conducente autobus. I 153 candidati ammessi sui 380 partecipanti alla prima selezione si troveranno a Rapallo al deposito ATP in località San Pietro, dove effettueranno la prova pratica di guida autobus su strada. La prova consisterà nella guida di un mezzo su un tratto stradale urbano, oltre a prove di fermata, sosta al capolinea e manovre. Seguirà un colloquio individuale, la graduatoria finale verrà compilata al termine della selezione, avrà una validità di 18 mesi, da questa graduatoria si attingeranno i nominativi per le prossime assunzioni nell'azienda Trasporti Pubblici. Sono stati ufficialmente costituiti i 18 nuovi orti urbani di Sestri Levante, definiti grazie ad una delibera di giunta. Gli appezzamenti di terreno si aggiungono ai 12 già esistenti che si trovano a Riva Trigoso, al Parco Sterza e in via Milite Ignoto. L'atto della giunta dà anche formale avvio alle procedure di assegnazione che seguiranno la graduatoria già esistente. A questi si aggiunge l'esperienza della scuola di via Lombardia, che ha ampliato l'orto didattico già presente all'interno della scuola con l'uliveto adiacente situato su un terreno di proprietà comunale. Il progetto è sviluppato in collaborazione con l'Istituto Tecnico Agrario Marsano e la cooperativa Olivicoltori Sestresi, confermata anche la creazione di nuovi orti urbani a Villa Ragone. E i locali della neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza del polo ospedaliero di Chiavari saranno abbelliti da alcuni elaborati pittorici realizzati dagli studenti del liceo Luzzati durante i progetti di alternanza scuola-lavoro. La consegna è avvenuta oggi alla presenza del direttore generale dell'ASL 4 Bruna Rebagliati e del personale del reparto. L'iniziativa consentirà ai piccoli degenti di poter usufruire di locali abbelliti e decorati con l'immagine di personaggi dei fumetti a loro noti, attenuando l'impatto emotivo dell'ingresso in una struttura ospedaliera. E vediamo proprio alcune foto di questi disegni. L'amministrazione comunale di Chiavari fa sapere di aver intensificato la vigilanza sul non corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani nelle isole ecologiche in servizio in città. La polizia locale sta portando avanti questa attività volta a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Recentemente sono stati identificati i responsabili dell'abbandono di rifiuti non differenziati al di fuori degli spazi dell'isola ecologica di Piazza Verdi. Grazie all'utilizzo delle telecamere è scattata una sanzione amministrativa di 100 euro per un esercente commerciale. L'assessore ai servizi ecologici Massimiliano Bisso fa sapere che l'amministrazione ha recentemente acquisito nuovi strumenti di vigilanza fissi e mobili che consentiranno di individuare conferimenti non regolari o abbandoni. I numeri da record per l'edizione 2019 di Corri nel Verde. Allo Stadio Comunale di Chiavari hanno potuto provare tutti i tipi di sport oltre 710 alunni delle primarie chiavaresi del comprensivo 2, 30 le società sportive coinvolte. I numeri di questa edizione.
Quest'anno sono 710 bambini della scuola primaria e hanno partecipato a questa edizione le scuole Solari, la scuola Fara, Caperana, San Pier di Canne e Leivi. Tante anche le società sportive che hanno dato e confermato la loro presenza. Certo, abbiamo 30 società sportive che ci supportano in questa bellissima giornata facendo divertire e giocare i nostri bambini. La formula è sempre la stessa, si gira, tutti avranno modo di provare tutti gli sport. Sì, tutti avranno modo di provare tutti gli sport e si gira ogni postazione per 15 minuti. Come i ragazzi stanno vivendo questo momento, come lo attendono e come lo stanno vivendo? Si divertono tantissimo, è l'unico momento in cui tutti i bambini del nostro comprensivo hanno la possibilità di stare insieme. Corri nel verde ormai è una conferma per la conclusione di un anno scolastico intenso e ricco di soddisfazioni. Sì, anche quest'anno siamo arrivati alla fine dell'anno con questa splendida manifestazione che vede coinvolti tutti i nostri bimbi della scuola primaria con l'aiuto di tante società sportive e poi questo splendido campo che ci ospita grazie all'amministrazione comunale e alla società Entella. Che anno è stato questo? Io credo che per tutti, dai più piccini ai più grandi della scuola secondaria, sia stato questo un anno di incontri importanti per loro. Mi piace ricordare l'incontro che alcuni ragazzi della scuola secondaria hanno avuto a Roma, a Montecitorio, in occasione dell'anniversario della morte di Ilaria Alpi. E credo che sia stato veramente un incontro emozionante che porteranno nel loro cuore. E ritorna a Chiavari l'appuntamento con la mobilità sostenibile. Domani va in scena la seconda edizione di Chiavari Cammina, Pedala, Gioca. Diverse le associazioni, anche in questo caso coinvolte, che proporranno una giornata all'insegna dello sport all'aria aperta, della salute e del vivere sano. Cuore della manifestazione sarà Piazza Matteotti, che resterà chiusa al traffico a partire dalle 7:30 e fino alle 20. In programma tante attività. Nel pomeriggio alle 17:30 l'incontro pubblico Mobilità e Salute. Sentiamo. Lo scopo di questa giornata sarà far divertire i bambini, e le famiglie, gli adolescenti con tutta una serie di attività che potrebbero essere, diciamo, la rampa da skate, i gonfiabili per i bambini, la bici gincana che l'anno scorso ha riscuoto molto successo. Poi ci saranno attività pensate invece per gli adulti, che sono i tour guidati per la città. Si passerà, diciamo, da Villarocca con una professoressa dell'Università di Genova ai portici con Duilio Citi. Insomma, ci sono tutta una serie di attività appunto pensate per le varie fasce di età, che consentiranno a coloro che saranno presenti in piazza di passare un'intera giornata diciamo vivendo una piazza che normalmente è attraversata dalle macchine, è un parcheggio. E la sua associazione che cosa organizza per il 25 maggio? Allora, io organizzerò 2 passeggiate a passo fit walking la mattina e il pomeriggio, che vuol dire camminare in modalità veloce. C'è una tecnica ben precisa, per cui sarò lì per insegnare proprio questa tecnica. Sarà in pillole chiaramente, 1 ora e mezza, ma molto utile. Noi curiamo la pedalata con Avis e quindi alle 10:30 c'è la partenza da Piazza Matteotti, facciamo un lungo percorso in città e poi andiamo a Carasco e tornando qui per le 13 e nel pomeriggio presso il nostro gazebo ci sarà una ciclofficina per chi vuole capire come si fa una piccola manutenzione e si mantiene in sicurezza la bicicletta. E poi abbiamo curato anche l'organizzazione dell'incontro pubblico alle 17. Perché l'Avis sostiene questa manifestazione? Perché troviamo che il nostro scopo statutario sia molto simile alle intenzioni di questa manifestazione. L'incontro pubblico che avverrà il pomeriggio ha come tema mobilità e salute. Il primo requisito per essere donatori di sangue è proprio essere in salute. Perché è importante donare sangue oggi? Perché ce n'è sempre bisogno, i malati hanno bisogno del nostro sangue, il sangue non si può creare in laboratorio e quindi bisogna donarlo e bisogna avere più donatori. In questo momento c'è crisi di sangue, abbiamo bisogno che i nostri donatori vadano a donare il sangue, ma soprattutto abbiamo bisogno di trovare nuovi donatori. Armando Firpo è il nuovo segretario generale dello SPI-CGIL del Tigullio, il sindacato dei pensionati. Succede dopo 8 anni a Remo Tamburini, che ha effettuato 2 mandati, l'elezione all'unanimità da parte del comitato direttivo.
E andiamo sul sito dell'Entella perché c'è un rinnovo contrattuale e Capitannizzetto ha rinnovato il contratto. La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l'accordo con il calciatore Luca Nizzetto, centrocampista nato a Verona l'8 marzo del 1986, prolungando il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L'intesa è stata accolta con soddisfazione dal presidente Gozzi e da tutta la società, nella convinzione che il giocatore possa continuare ad essere uno dei punti di forza della squadra come è stato nelle ultime stagioni. Il giocatore non nasconde la sua soddisfazione: sono contento di continuare a indossare questa maglia e a proseguire un'avventura gratificante in una società che mi ha fatto sentire importante sin dal primo giorno. Metterò la mia grande esperienza al servizio del gruppo per cercare di crescere ancora tutti insieme. Si tratta di una responsabilità che mi assumo con grande orgoglio. Uno sguardo adesso agli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per sabato 25 maggio. Per tutto l'arco della giornata, con prosecuzione nella giornata di domenica, la Rapallo Nuoto ospita nella piscina del Poggiolino a Rapallo il trofeo internazionale gara di nuoto Coppa HID. Arriva in Liguria Sestri Levante l'edizione 2019 di Nordic Tales, le camminate a passo di Nordic Walking, per favorire il benessere fisico-psichico delle persone con sclerosi multipla, con il patrocinio di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e della scuola italiana Nordic Walking. L'appuntamento è alle 9:30 nella suggestiva cornice della Baia del Silenzio. Mercatino dei sapori e delle tradizioni torna a Chiavari in via Rivarola con le sue bancarelle che propongono prodotti enogastronomici di qualità di aziende italiane provenienti da ogni regione. Il mercatino sarà allestito dalle 10 alle 20. Vuoi scambiare i tuoi vecchi libri? L'appuntamento è a Gattorna in Piazza Basso a partire dalle 10 per tutto il giorno, libero scambio, e nel pomeriggio dalle 16 letture animate e laboratorio creativo. Infermiere e paziente, un rapporto da curare. Se ne parlerà dalle 16 nella sala Aldo Solari del Circolo Acli Fannin di via Vinelli a Chiavari. Interverranno 6 infermieri in servizio nell'ASL 4. Mauro Balma e i giovani canterini di Sant'Olcesi illustreranno i Trallallero genovese nel corso di un incontro che avrà inizio alle 17 nei locali dell'associazione Spazio Aperto in via dell'Arco a Santa Margherita Ligure. Per la rassegna Primavera Concerti della Filarmonica di Chiavari alle 17 all'Auditorium di Largo Pessagno si esibiranno gli studenti della Scuola di Musica della Filarmonica. Seguirà la consegna delle borse di studio Città di Chiavari. Alle 17 nella chiesetta di San Rocco a Rapallo si svolgerà il concerto di un trio di fiati. I clarinettisti Luca Sciri, Marco Roascio e Raffaele Esposto presenteranno brani di Mozart e Hummel. La rassegna ligure delle corali Sbarca a Soria alle 20:45 all'oratorio di Sant'Erasmo, concerto del Giubileon Coro dei Sori e Pieve Ligure, del coro Monsignor Davini di Lucca, del coro Il Grappolo di Piovesi Torinese, del coro La Torre di Merate, del coro Canta Cap di Genova e della scuola Cantorum Monsignor Trofello di Camogli. Il saggio degli allievi della compagnia stabili di Rapallo Artemis Levante farà uno spettacolo scritto e diretto da Luca Mevilli e Mario Roncaiolo. La notte degli Oscar low cost. Lo spettacolo andrà in scena alle 21 all'Auditorium delle Clarisse di Rapallo. Per la rassegna Pieve Classica alle 21 al Teatro Massone concerto del 2 con Gianluca Nicolini al flauto, Fabrizio Giudice alla chitarra, per una serata che sarà anche una festa per i primi 30 anni del sodalizio. Teatri di Levante presenta A Volte Capita, un testo di Eleonora Bombino portato in scena dalla produzione I Mancini del Quarto per la regia di Marco Zanuto. Appuntamento alle 21:15 all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante. Dalle 21 i Giovani per la Pace, movimento giovanile della comunità di Sant'Egidio, organizzano Building Bridge, una serata di musica, spettacolo e ballo dedicato ai giovani che abitano nei quartieri circostanti il Ponte Morandi, per riflettere insieme su come costruire dei ponti in città. L'appuntamento è al chiosco di San Bartolomeo della Certosa a Genova. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per una notizia dell'ultima ora. A Genova un 18enne originario della Colombia è stato ricoverato nel reparto malattie infettive dell'ospedale Galliera. Il paziente si trova in isolamento a causa di una setticemia da meningococco ed è sottoposto ad adeguata terapia. L'ASL 3 ha provveduto all'avvio della profilassi antibiotica nei confronti dei familiari e dei contatti stretti del ragazzo. In chiusura uno sguardo alla nostra programmazione, questa sera la nuova puntata per Noi Chiesa, vediamo in anteprima i titoli.
Sinodalità, collegialità e rapporto tra vescovi e preti sono i temi affrontati da Papa Francesco all'Assemblea Generale della CEI. All'orizzonte la convocazione di un sinodo della Chiesa italiana. Siamo umili per essere interiormente liberi. L'invito del vescovo al clero della diocesi di Chiavari nel corso della recente giornata sacerdotale celebrata a Montallegro. Teleradio Pace compie 29 anni di attività, un servizio a Dio e all'uomo che si realizza grazie all'aiuto della provvidenza e di tanti benefattori. Giovedì 30 maggio la festa a Rupinaro. La liturgia come luogo di comunione e di missione è il nucleo della riflessione proposta dal monaco di Bose, Goffredo Boselli. L'incontro ha chiuso il percorso diocesano di formazione liturgica. Un percorso lungo un anno si è concluso a Chiavari il corso di aggiornamento per gli insegnanti di religione promosso dalla diocesi. Significativo il cammino intrapreso anche alla luce delle attività comuni di laboratorio. Ed è tutto per questa edizione di TG oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con il nostro TG Rassegna Stampa. L'informazione continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.